Si avviano alla partenza. Seconda corsa, una prova per femmine di 3 anni. Sono 6 dietro l'autostart. Baltimora Trio, Beba di No, Bilaria Jet, Bujumbura, Beta Wise S, Beautiful Vic. Favori per Beta Wise S, Alessandro Gocciadoro, numero 5. Baltimora Trio, l'alternativa principale, numero 1. Vediamo intanto partire con cautela Beautiful Vic che rimane attardata. Intanto l'errore di Bujumbura mentre si avvantaggia Bilaria Jet nei Numero confronti di 4 Baltimora Trio. La Bujumbura squalifica per Bujumbura squalificato. e in vantaggio dunque Bilaria Jet, subito attaccata da Beta Wise S. 215,2, rimane a contatto Baltimora Trio. Numero 2 Beba di No Squalifica anche per Beba di squalificato. No, mentre Beautiful Viking segue più lontana in quarta posizione. Passa dopo 350 metri. Beta Wise S completa il quarto in 29,5 e guida nei confronti di Bilaria Jet e Baltimora Trio. Le tre nettamente avanti a Beautiful Vic che dopo l'incertezza iniziale insegue a una cinquantina di metri. Completamento dei 600 ora in 44,8, 15,3 la frazione in curva con Beta Wise che conduce nei confronti di Bilaria Jet e Baltimora Trio. Indietro Beautiful Vic, le altre squalificate. Il terzetto del battistrada procede sul piede dell'1,15 con un mezzo miglio punto in 1 minuto e 1 decimo. 15,3 il parziale davanti alle tribune. Non cambia nulla tatticamente con Beta Wise S in vantaggio nei confronti di Bilaria Jet e Baltimora Trio, mentre sbaglia nuovamente Beautiful Vic. Dopo 1 chilometro in 1,16,2. Numero Cavalli a 6 500 Beautiful dalla Vic conclusione squalificato. con Baltimora che scatta a 400 dal palo. Lo scatto deciso di Baltimora Trio va su Beta Wise, cerca di sorprenderle a 300 dal palo, passa in vantaggio, scende alla corda in breve Baltimora Trio, in calo invece Beta Wise, raggiunta da Bilaria Jet. Baltimora Trio intanto in solitaria in addirittura d'arrivo. Baltimora Trio nel finale viene a concludere netta vincitrice. Il secondo posto è per Bilaria Jet che piega Beta Wise AS. 1,16 netto il ragguaglio conclusivo con 32 a chiudere, 14,9 la retta d'arrivo. Baltimora Trio e Paolo Leoni a segno di forza con stacco perentorio ai 400 finali per andare su Beta Wise S, liberarsene già a metà della curva finale e poi fare passerella e vincere su Bilaria Jet che nel finale ha ragione nettamente di Beta Wise AS. Arrivo 1-3-5 per la seconda corsa Arcoveggio. Paolo Leoni e Baltimora Trio, quota di 4,17 al totalizzatore.